Noi riteniamo che donnando meriti gli onori degli altari. Con queste parole il vescovo Tanasini ha dichiarato concluso il processo diocesano di canonizzazione del sacerdote. Il Papa all'Angelus: o santità o niente, non si tratta di fare cose straordinarie, ha spiegato Francesco, ma seguire ogni giorno la via delle beatitudini. Nuovo sopralluogo della regione nel Tigullio occidentale, il punto con i sindaci, Portofino ancora senza fornitura a gas, il borgo ancora completamente isolato. La mareggiata ha colpito diversi stabilimenti balneari del litorale di Lavagna, gravi danni ai bagni Aldebaran, problemi anche alle gabbie dell'acquacoltura. A Sestri Levante continua il recupero delle barche affondate nella Baia del Silenzio, tra le strutture maggiormente danneggiate l'albergo Miramare, completamente distrutti i locali al piano terra. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. Come avete sentito dai titoli, prosegue la conta dei danni conseguente all'ondata di maltempo che ha colpito nei giorni scorsi il nostro territorio e la nostra regione. Ma in apertura quest'oggi ci occupiamo della grande festa, del momento di grazia straordinario che ha vissuto la nostra diocesi in occasione della solennità di tutti i santi. Prima della celebrazione eucaristica in cattedrale a Chiavari, il vescovo ha dichiarato concluso il processo diocesano di canonizzazione di Don Nando Negri, un momento storico partecipato da molti fedeli in chiesa e da tanti che seguivano da casa il rito. Vi proponiamo ora una sintesi di quanto si è svolto in cattedrale, la cui versione integrale sarà proposta questa sera nell'ambito della rubrica Noi Chiesa, in onda su Telepace 1 al canale 15. Vediamo la sintesi. Noi, Alberto Tanasini, per grazia di Dio e della Santa Sede Apostolica, Vescovo di Chiavari, osservata sintomia que servanda erant, avendo osservato quanto si doveva osservare, con il presente nostro decreto dichiariamo conclusa definitivamente la fase diocesana del processo per la beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Ferdinando Negri, Don Nando, sacerdote, fondatore dell'opera Villaggio del Ragazzo. Deputiamo pertanto il portitore perché provveda alla consegna degli atti alla Congregazione Romana per le cause dei santi. Chiavari, 1 novembre 2018, solennità di tutti i santi. Per la nostra comunità, noi riteniamo che davvero Don Nando meriti gli onori degli altari. Questo è il nostro giudizio, un giudizio che dovrà essere confermato dalla Santa Sede. Adesso comincia la seconda fase, che potrà essere anche prolungata, lunga, non lo sappiamo. A noi tocca pregare, continuare a pregare perché il Signore ci conceda la grazia di vedere effettivamente Don Nando sugli altari. È presente in cattedrale a Chiavari, come abbiamo visto nelle immagini, molti fedeli, la famiglia del Villaggio del Ragazzo, ma anche semplici conoscenti, persone che nella loro vita hanno incontrato Don Nando o semplicemente ne hanno sentito parlare frequentando l'opera diocesana da lui fondata. Abbiamo ascoltato alcune testimonianze. Quale sentimento in questa giornata? Tanta emozione, guardi, è difficile che io mi emozioni tanto, ma mi sono molto emozionata perché ho vissuto la realtà di questa vita, una vita veramente
fatta di semplicità, cioè lui non è mai stato protagonista, anzi andava, però aveva seguito. Guardi che questo è già il miracolo di Don Nando, perché adesso noi aspettiamo il miracolo, ma il miracolo è stato, uno, il villaggio. Pensiamo a quello che ha fatto nel dopoguerra, quando i parroci riempivano le parrocchie di ragazzi disperati, ma lui ha creato una struttura operativa. E poi il miracolo è questo fatto di avere seguito nella sua semplicità, senza grandi parole. E questo secondo me è molto importante. Il Vescovo ci lasciava con un invito, l'invito alla preghiera per Don Nando. Ma sì, certamente, perché i santi li fa il Signore, no? Ma li fa il Signore nel senso che proprio li santifica Lui, e anche il riconoscimento poi ecclesiale, che diventa universale, pubblico, è anche opera del Signore. Però io mi domando, e mi fa bene questo, se a Don Nando gli importa questo. Non credo che gli importi molto, anzi, assolutamente. A me pare molto bello pensare questo su Don Nando. Il Vangelo che si legge nella festa dei Santi sono le Beatitudini. La prima beatitudine è: beati i poveri nel cuore, perché di essi è il regno dei cieli. Cioè la mendicanza. Don Nando è stato un grande povero, cioè un uomo distaccato, appassionato, speso per gli altri, ma distaccato da sé. In Don Nando di narcisistico non c'era nulla, un grande povero, e su questa povertà il Signore ha scritto la santità di Don Nando. La celebrazione di ieri in cattedrale è stata anche un momento di festa e di ringraziamento per Monsignor Francesco Isetti, che ha concluso il suo mandato di cerimoniere al fianco del Vescovo. Finita la messa, al suo rientro in sacrestia, i confratelli, i sacerdoti hanno abbracciato festosamente Don Franco, che ha svolto questo ruolo per oltre 50 anni. Stiamo vedendo proprio il momento e anche la sorpresa con un piccolo dono fatto al sacerdote. Vi mostreremo un servizio più completo nei telegiornali di domani. E intanto ricordiamo che oggi è la giornata in cui si commemorano tutti i defunti. Alle 15:30 il Vescovo Alberto Tanasini presiederà la Santa Messa nel cimitero cittadino di Chiavari, Santa Messa che sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. Alle 18, sempre su Telepace 1, trasmetteremo anche la Santa Messa in diretta dalla Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Nella festa di tutti i santi, Papa Francesco ha invitato i fedeli a non accontentarsi di essere cristiani senza infamia e senza lode e a non avere mezze misure come i santi che tifano per noi dal cielo. Non si tratta di fare cose straordinarie, ha detto Francesco, ma seguire ogni giorno la via dell'umiltà, la mitezza, la misericordia, la purezza che ci porta in cielo. La sintesi di Radio Vaticana. Vogliamo davvero essere santi o ci accontentiamo di essere cristiani senza infamia e senza lode, senza esagerare? O santità o niente, i santi che qui sulla terra non hanno avuto mezze misure tifano per noi perché scegliamo la via delle beatitudini che ci porta in cielo ogni giorno senza fare cose straordinarie. Così Papa Francesco nella sua meditazione prima della recita dell'Angelus nella festa di tutti i santi. Il suo sguardo va subito sulla prima lettura che parla del cielo e di una moltitudine immensa, incalcolabile, i santi. Il loro canto che viene dal cielo è come il santo che cantiamo nella messa. In quel momento allora siamo uniti a loro più che mai, a tutti i santi, non solo a quelli più noti, ma anche ai nostri familiari e conoscenti che ora fanno parte di quella moltitudine immensa. Oggi allora è festa di famiglia. I santi sono vicino a noi, anzi sono i nostri fratelli e sorelle più veri. Ci capiscono, ci vogliono bene, sanno qual è il nostro vero bene, ci aiutano e ci attendono, sono felici e ci vogliono felici con loro in paradiso. E loro per questo ci invitano sulla via della felicità, quella indicata dal Vangelo di oggi, quella delle beatitudini. Il Vangelo dice beati i poveri, mentre il mondo dice beati i ricchi. E noi da che parte stiamo? Chiede il Papa. Quella del cielo o quella della terra? Viviamo per il Signore o per noi stessi, per la felicità eterna o per qualche appagamento ora? Il Signore, spiega il Pontefice, chiede tutto, ma offre anche tutto, la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Insomma, o santità o niente.
ci fa bene lasciarci provocare dai santi, che qua non hanno avuto messe misure e da là tiffano per noi, perché scegliamo Dio, l'umiltà, la mitezza, la misericordia, la purezza, perché ci appassioniamo al cielo piuttosto che alla terra. E ora torniamo alla cronaca locale. La cartina della Liguria è tornata a tingersi di verde, il colore che indica che non c'è allerta meteo, ma prosegue la conta dei danni in tutto il territorio, anche nel Levante Ligure particolarmente colpito da questa ondata di maltempo. Siamo in collegamento con l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, che questa mattina è tornato nel Tigullio. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Intanto ora dove si trova e quali località ha visitato questa mattina? Guardi, in questo momento mi trovo sulla banchina di Portofino e sto rientrando a Santa Margherita prima di passare ancora a Rapallo. Abbiamo fatto un punto di emergenza sia con il sindaco di Santa Margherita che con il sindaco Viacava, perché riteniamo, come dire, che questa sia l'emergenza principale in questo momento sui nostri territori della Liguria, soprattutto infrastrutturale e anche di servizi di pubblica necessità come il gas. Credo che oggi la strada sia, come dire, un pochino meno ripida, diciamo così, perché abbiamo valutato che tra lunedì e martedì potrà ritornare il gas e anche che lavoreremo col Genio per consolidare la via della Ruta, che è certamente una strada emergenziale, ma che può diventare, come dire, almeno una corsia in caso di emergenza un pochino più consolidata e che credo possa essere molto utile ai cittadini portofinesi e a Portofino stesso. Quindi in questo momento Portofino ha comunque una via di uscita o, come sentivamo, è completamente isolata, raggiungibile solo via mare? In questo momento la via è molto impervia, quindi solamente in caso di estremissima necessità e con un mezzo piccolo 4x4. Riteniamo invece che con l'intervento del Genio e quindi dell'esercito quella via possa diventare almeno una corsia consolidata, emergenziale e anche in caso di bisogno. Credo che questo sia l'obiettivo nei prossimi 10 giorni insieme al ripristino del gas. Lunedì pomeriggio invece ci vedremo in prefettura con la città metropolitana e con gli altri sindaci del Genovesato per fare i punti di situazione in vista della concessione dello stato di emergenza e anche per iniziare a ragionare su come affrontare il problema della strada provinciale che da Santa Margherita collega a Portofino, che abbiamo visto da mare, peraltro arrivando, essere in condizioni veramente debilitate. Per quanto riguarda invece Santa Margherita Ligure, quali sono le priorità di intervento individuate ad oggi? Beh, direi che Santa Margherita ha interventi di carattere, come dire, più di pulizia, di ripristino delle turbinature. C'è un problema sulla diga che lambisce il porticello, che evidentemente è ancora da valutare perché si è creato un buco dal mare, quindi da questo punto di vista dobbiamo fare dei ragionamenti su come intervenire e su chi deve intervenire, perché c'è un tema di concessioni demaniali. Poi per il resto mi pare che su Santa Margherita oggi ho trovato già un altro spirito, c'erano i negozi aperti, il centro storico vivo, quindi insomma tutti si stanno rimboccando le maniche e il sistema di protezione civile sta funzionando molto bene. Lei ora come rientra? E rientro con un'imbarcazione della Capitaneria insieme al Presidente Toti e poi ci dirigiamo al COM di Rapallo per fare un punto di situazione anche con il Sindaco Bagnasco. Grazie per questo intervento in diretta, buon lavoro. Grazie a voi. Ringraziamo l'assessore Giacomo Giampedrone, abbiamo ascoltato appunto l'aggiornamento sulla situazione per quanto riguarda il Tigullio occidentale. Intanto abbiamo anche, rimaniamo sempre a Rapallo perché sono proseguite anche nella giornata di ieri, nella giornata di festa, le operazioni per disostruire almeno la zona della foce del torrente San Francesco, dove si erano accumulati i relitti di diverse imbarcazioni che dal porto turistico appunto erano state trascinate sino a quest'area, e prosegue il lavoro dei sommozzatori, dei soccorritori acquatici, dei vigili del fuoco. Gli uomini del comando di Genova in queste ore hanno effettuato i recuperi di beni all'interno dei relitti arenati sulla spiaggia. Inoltre hanno posizionato delle panne per limitare l'inquinamento da idrocarburi e fatto una verifica alla foce del fiume San Francesco
per vagliare appunto che fosse completamente libero da detriti, anche perché la cartina della Liguria è verde, però il cielo rimane grigio, pertanto non si escludono possibili piogge di intensità diciamo sicuramente inferiore rispetto a quelle cadute nei giorni scorsi, ma che potrebbero andare ad aggravare la situazione di disagio per queste zone. Stiamo vedendo proprio un video dei Vigili del Fuoco che ci mostra il momento in cui si interviene all'interno di uno dei tanti relitti che sono lungo il litorale rapallese. Ci spostiamo ora di versante, andiamo nel versante a levante, colpito anche in questo caso dalla violenta mareggiata di lunedì scorso, e andiamo sul litorale di Lavagna, dove si procede alla conta dei danni. Tra le realtà colpite anche le società di acquacoltura, le cui gabbie hanno subito danneggiamenti provocati dalla violenza delle onde. Questa mattina tanti pescatori, come vediamo nelle immagini di Andrea Capitani, hanno approfittato della numerosa presenza nelle acque di Orate, pescando in abbondanza numerosi esemplari. Tirano le prime somme anche i gestori degli stabilimenti balneari, molti dei quali sono stati rovinati appunto dalla forza delle onde. Sentiamo. Questa mareggiata, francamente, io in 50 anni di attività balneare, io non mi ricordo una mareggiata di un'intensità così forte sia come mare che come vento, e questa mareggiata in effetti ha lasciato purtroppo il segno, perché sappiamo tutti i danni ingenti che ha fatto specialmente nel ponente del Golfo, ma anche qua a Levante ha fatto danni notevoli a diversi stabilimenti balneari. Quali sono state le realtà più colpite? Io so che ci sono stati alcuni stabilimenti balneari come i Bagni Riviera, come i Bagni Aldebaran, Bagni Ninni, Bagni Serenella. Chi più chi meno siamo stati colpiti tutti, chi ha avuto danni più lievi, chi ha avuto danni più pesanti. Adesso occorre ripartire, per farlo però c'è una burocrazia da affrontare, i tempi sembrano dilatati ma in realtà non è così. Allora, certo, adesso bisogna ripartire, bisogna rimettere a posto le strutture, e qua purtroppo verranno fuori i problemi sia di finanziamento per i colleghi che hanno necessità di fare grossi investimenti. Purtroppo poi abbiamo una burocrazia che è pesantissima, che è negativa nei nostri confronti. Purtroppo abbiamo specialmente su Lavagna una brutta situazione con l'amministrazione comunale attuale, perché siamo tutti sotto mira per le nostre opere, e io voglio sperare che in questo momento, verificati i danni che ci sono stati, si voglia aiutare gli operatori, perché sennò sarebbe veramente molto grave questo atteggiamento. E poi più in prospettiva c'è sempre la Bolkestein, la direttiva che a 2 anni dalla scadenza mette a rischio comunque futuri investimenti. Sì, certamente, anche su questo fronte noi siamo sempre sospesi su un limbo. Speriamo che finalmente si riesca a uscire da questo incubo, che è diventato un incubo dentro l'incubo, l'incubo del mare, del tempo, della burocrazia, della direttiva europea. Francamente questo mestiere sta diventando veramente pesante. Ci spostiamo a Sestri Levante, qui questa mattina è proseguito il lavoro di recupero delle imbarcazioni affondate nella baia di Portobello. Tra le strutture maggiormente danneggiate dalla furia delle onde, l'albergo Miramare, che resta chiuso e dove si sta lavorando alacremente per una riapertura. Non si ferma nella Baia del Silenzio a Sestri Levante il lavoro dei sommozzatori e dei pescatori per recuperare le barche affondate dalla mareggiata di lunedì notte. Numerose ancora le imbarcazioni che giacciono sul fondale e che con fatica dovranno essere ripescate e trascinate a riva. La forza delle onde del mare, capaci di piegare anche i tubi in acciaio di queste impalcature, hanno lasciato il segno sulla spiaggia e sugli edifici che si affacciano su Portobello. Tra le strutture maggiormente danneggiate l'hotel Miramare. Del piano terra, dove si trovano le cucine, le sale da pranzo e la veranda, non rimane più niente. In queste ore si sta lavorando per arrivare ad una riapertura il più presto possibile. Tra mezzanotte e le 2 il mare ha sfondato, il mare e le intemperie hanno sfondato tutte le vetrate del ristorante, delle aree comuni, della hall, e è iniziata a entrare l'acqua e ha distrutto tutto. L'albergo in quel momento era aperto, c'erano i clienti, fortunatamente nessuno si è fatto male.
Fortunatamente sì, c'erano dei clienti che erano nelle loro camere e nonostante le onde del mare siano arrivate al secondo piano sono rimasti comunque in sicurezza e il giorno dopo li abbiamo fatti evacuare e li abbiamo riprotetti in altre strutture. Adesso si sta lavorando per una riapertura che si spera sia breve. Che danni ci sono stati, che cosa occorre ripristinare? La riapertura speriamo di farla quanto prima, nel senso che soprattutto per l'azienda e per tutte le famiglie delle persone che ci lavorano. E i danni sono stati ingentissimi, come si può evincere dalle immagini, e devo dire che se oggi siamo dopo 2 giorni, 3 giorni da quando è successo in questa situazione diversa da lunedì notte, è grazie anche a tutto il personale dell'albergo e tutti i volontari che sono venuti ad aiutarci in questi giorni di loro spontanea volontà. Lei vi ha perso la sua abitante più longeva, si è spenta all'età di 105 anni Rosa Canepa, vedova Brusco. L'anziana è mancata mercoledì nella sua abitazione, circondata dall'affetto dei familiari e di tante persone che le sono state accanto nell'arco della sua lunga esistenza terrena. Discendente di una famiglia numerosa, 9 figli, di cui 2 maschi e 7 femmine, Rosa era l'unica rimasta ancora in vita, testimone di oltre un secolo di storia del paese. Nella sua vita ha incontrato gioie ma anche momenti di difficoltà e di dolore, superandoli grazie alla tempra forte e ad una fede solida. Rimasta vedova nel 1976, Rosa ha continuato ad essere un punto di riferimento non solo per i 3 figli ma anche come zia e come nonna. Un dono di grazia che Rosa custodiva con affetto speciale è stato il figlio sacerdote Don Andrea Brusco, col quale ha condiviso un lungo tratto di vita pastorale nella comunità di Santo Stefano del Ponte a Sestri Levante. Durante la malattia del figlio, Rosa lo aveva seguito alla casa del clero, curandolo amorevolmente ed estendendo la sua maternità anche ai sacerdoti confratelli che dimoravano nella stessa casa. Alla morte di Don Andrea, avvenuta 5 anni fa, Rosa è tornata a vivere a Levi, accudita dai figli Liliana e Luigi. Questa mattina alle 11 nella chiesa di San Rufino a Levi sono stati celebrati i funerali. Alla figlia, al figlio, a tutte le famiglie e ai nipoti va la vicinanza nella preghiera e l'abbraccio di tutto lo staff di Telepace. Abbraccio che estendiamo anche a Don Bonaventura Nduimana, al quale è mancata la mamma Capitoline Cagnanghe, malata da qualche tempo. Questa notte è partita per il paradiso. Proprio poco tempo fa il sacerdote, che è amministratore parrocchiale in Alta Valle Sturla, si è recato in Burundi per farle visita. A Don Bonaventura rinnoviamo la vicinanza nella preghiera da parte di tutta Telepace. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi tutti gli altri aggiornamenti. Avvenire titola i punti del presidente. Mattarella preoccupato per la stabilità finanziaria, scrive al capo del governo: il Colle tutela dei risparmiatori e dialogo con l'Unione Europea. Risponde Conte: i canali sono aperti ma ci lascino margini. Manovra, aumentano le tasse locali e le sigarette, ecco le novità. E poi l'Italia flagellata dal maltempo, 4 morti ancora allarme. Venezia adesso spinge per il Mose. Lampedusa, dove la solidarietà deve nascondersi, il reportage dall'isola, ripartita la nave Mare Ionio. E poi per l'inchiesta, Salvini verso l'archiviazione per la Diciotti è insindacabile. Asia Bibi merita il premio Nobel per la pace con i suoi giudici dopo l'assoluzione. E poi vediamo qua una notizia in breve: Sardegna, terra concessa alle famiglie a Lanusei si fa già. Vediamo appunto all'interno di Avvenire: terra gratis alle famiglie, in Sardegna funziona già. La diocesi di Lanusei dà dei campi ai giovani papà. Il progetto, realizzato con Caritas e Coop sociali, prevede sussidi educativi per i figli dei contadini. Parte dei prodotti finisce anche sui tavoli della mensa dei poveri. Il secolo XIX, Ponte di Genova, nuovi paletti, corsa ostacoli per ricostruire, sorpresa nel testo approvato alla Camera. I decreti attuativi sono saliti da 27 a 42, quindi l'incognita dei tempi che si allungano. I comuni liguri, dopo il disastro ricostruiamo in fretta, non possiamo perdere turisti. E poi Chiavari, il vescovo dice: Donnando merita gli onori degli altari. Vediamo nelle pagine interne: Donnando merita gli onori degli altari, preghiamo perché il Signore ci aiuti.
tutti. Ieri in cattedrale il vescovo ha chiuso la fase diocesana del processo di canonizzazione del fondatore del villaggio. Parlando dei danni del maltempo, il porto di Rapallo sarà ricostruito più bello di prima, ancora più sicuro. Andrea Dall'Asta, genero dell'ingegner Carlo Riva: nel 2000 abbiamo protetto la città, il sindaco ci ringraziò ufficialmente. I nipoti del fondatore adesso sono in tanti che ci chiedono di ripartire. E dal Golfo Paradiso, Recco, devastata la spiaggia dei Frati, l'imprenditore Picasso tutto distrutto, locale bar trascinato per decine di metri, a Punta Sant'Anna si spala nel depuratore. Andiamo ora in redazione per vedere se ci sono aggiornamenti. Per noi oggi Andrea Capitani. Buongiorno Cristina, buongiorno a tutti. Restiamo in tema sul maltempo, perché l'ondata che ha colpito il Tigullio nei giorni scorsi non ha risparmiato neanche il golf di Rapallo. La tempesta di vento ha sradicato molte piante, alcune delle quali centenarie, che si trovano nel parco. La mattina seguente all'evento atmosferico il campo erano distese di piante abbattute, reti divelte, persino le centraline dell'impianto di irrigazione letteralmente distrutte, con pezzi ritrovati a decine e decine di metri di distanza. I dipendenti, insieme ad un buon numero di giocatori, si sono subito aggregati agli operai per dare una mano a risistemare il campo il più in fretta possibile. Molta solidarietà è arrivata anche da tutta Italia per una situazione che di straordinario ha ben poco se si pensa che solo 2 anni fa una tromba d'aria, il downburst, aveva arrecato danni simili alla struttura. E dalla redazione tutta, la linea torna allo studio. Grazie Andrea, abbiamo ancora 2 aggiornamenti di cronaca che arrivano dai Carabinieri. Nella notata di ieri i Carabinieri di Lavagna, coadiuvati dal nucleo radiomobile di Sestri Levante della stazione di Monei Casarza, hanno denunciato in stato di libertà un 57enne lavagnese con precedenti di polizia per aver stipulato nel decorso mese di luglio numerosi temporanei fittizi contratti d'affitto senza darne debita comunicazione alle autorità preposte. Inoltre sono bene i predetti contratti fossero stati pattuiti e stilati ad un prezzo di 350 euro mensili a favore di una donna straniera di 45 anni residente in provincia di Parma. Lo stesso ne pretendeva la riscossione di 700. Per questi motivi è stato deferito all'autorità giudiziaria per i reati di mancata comunicazione di alloggio di straniera e sfruttamento della prostituzione. Nel contesto del medesimo servizio i Carabinieri hanno anche denunciato in stato di libertà un 55enne, legale rappresentanza di un locale pubblico di Lavagna, poiché a seguito di un controllo è stata riscontrata la presenza di un numero di avventori superiore alle 100 unità concesse dalla licenza comunale, nonché segnalato amministrativamente per uso personale di stupefacenti. Questo a carico di un cittadino straniero residente a Chiavari. Ed infine sempre i Carabinieri di Sestri Levante, dopo un'accurata indagine, hanno deferito 5 persone, delle quali una residente a Milano e le restanti a Genova. Gli stessi, grazie al sistema di videosorveglianza cittadino, sono stati individuati quali autori di molti furti di motocicli commessi altresì dopo averne forzato la sella o il bolletto porta oggetti. La refurtiva, consistente principalmente in giacche a vento e caschi, è stata restituita ai proprietari. Si conclude così questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione di Telepace torna questa sera alle 19.15, 20.30, 22.45. Vi ricordo, oggi pomeriggio alle 15.30 la diretta dal cimitero cittadino di Chiavari con la Santa Messa presieduta dal Vescovo Alberto Tanasini e nuovamente in diretta alle 18 la Santa Messa dalla Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, su Telepace 1 al canale 15, mentre sul Telepace 2 al canale 85 alle ore 16 trasmetteremo la Santa Messa nella solennità dei defunti presieduta dal Papa al cimitero Laurentino. È davvero tutto, grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.